Sull'ultima corda del tuo violino avevo già appeso il mio amore, pieno di robe vecchie. Però in cima aveva una stella alpina. Ti giuro, ho valicato 1000 montagne. Le stelle alpine Dio le pianta così in alto, ma è così bello il rischio. Per festeggiare insieme l'inizio del nuovo anno abbiamo deciso di raggiungere un posto unico, un luogo incastonato tra le montagne in cui la natura un giorno chiese all'uomo di scrivere nella terra una fiaba che non conosce fine. Dalle parole d'inchiostro, l'uomo dunque progettò un castello che sembra fuoriuscire da un mondo fatato, le cui mura bianche e la torre dritta ci rimandano a una storia, una leggenda che ancora oggi aleggia nella bellissima valle del Lys. A quasi 1400 metri di altitudine, nel grazioso comune valdostano di Gressoney-Saint-Jean, si erge solitaria la meravigliosa villa di Castel Savoia. La costruzione del castello iniziò nel 1899 e fu ultimata nel 1904 per volere della regina Margherita, che in questa valle, ospite del barone Beck-Peckoz, presso la villa Margherita, aveva trascorso alcuni mesi. La costruzione del castello, che in realtà è una sfarzosa villa in stile eclettico, fu commissionata all'architetto Emilio Stramucci, un uomo di fiducia della famiglia reale, la quale aveva commissionato all'architetto stesso già il rimaneggiamento del Palazzo Reale di Torino e di altre dimore sabaude. Sotto assiduo controllo della regina, Emilio Stramucci progettò una sfarzosa villa su 3 piani, sormontata da ben 5 torri neogotiche. La dimora fu costruita ricercando in diversi moduli architettonici ciò che si addiceva maggiormente al gusto personale della regina, elementi che nel corso di circa 4 anni Stramucci seppe armonizzare perfettamente in un edificio austero ma armonioso, un castello medievale arredato come una villa in stile Liberty. La regina fece altre 2 richieste all'architetto. La prima riguardava gli odori. Infatti, le cucine di Castel Savoia furono costruite fuori dall'edificio principale, a circa 30 metri di distanza, in una struttura dove noi oggi possiamo trovare la biglietteria. Il collegamento con le cucine per il trasporto delle vivande era assicurato da una galleria sotterranea dotata di un doppio binario decovile. Infatti le portate percorrevano questo breve tragitto all'interno dei carrelli elettrici fino all'ascensore interno, giungendo poi alla fine direttamente nella sala da pranzo del castello. La villa, infatti, era dotata sia di un impianto elettrico all'avanguardia, sia di un moderno sistema idraulico che consentiva di usufruire all'interno del castello di acqua corrente, sia calda che fredda. La seconda richiesta, forse ancora più personale, riguardava quel suo silenzioso, solitario e grandissimo amore, il Monte Rosa. Infatti Margherita era anche un'alpinista. Nel 1883, insieme al barone Beck-Peckoz, raggiunse Punta Gnifetti, alla straordinaria quota di 4.559 metri, proprio su una delle vette più alte del Monte Rosa. Il 18 agosto di quell'anno, la regina presenzierà all'inaugurazione del rifugio alpino più alto d'Europa, il rifugio che porta ancora il suo nome, Capanna Margherita. Margherita aveva chiesto infatti un luogo di pace, un luogo dal quale poter ammirare la maestosità della montagna e del ghiacciaio Liscam. Stramucci in questo la sorprese, ideando un'ampia veranda terrazzo costruita con pareti di legno trattato a vapore e spesse vetrate, dal quale poter ammirare la bellezza della valle del Lys. La gente del luogo, in tempi remoti, soleva mettere in guardia chiunque avesse avuto la malsana idea di inoltrarsi nell'impervia valle del Lys. Le storie narravano infatti di potenti spiriti della natura, guardiani insonni che non permettevano a nessun forestiero di accedere al meraviglioso territorio che sorvegliavano. Chiunque avesse osato sfidarli, qualora fosse riuscito a sopravvivere, avrebbe vissuto una vita grama, tormentata da oscure visioni e terribili incubi.
Anche il sole, si diceva, fatica a penetrare tra le erti rupi e i boschi neri. Frane in estate, slavine in inverno, vortici e inondazioni avrebbero colpito chiunque avesse osato avventurarsi nella vallata. Questi potenti spiriti erano streghe, troll e gnomi, antiche ombre rimaste su questa terra per impedire a chiunque di accedere a quella magia che un giorno qualcuno aveva incamerato sulla vetta di un monte solitario. Un luogo che si credeva fosse il regno di una regina inafferrabile, una ninfa dei boschi di straordinaria e indescrivibile bellezza, né giovane né vecchia, la regina Edelweiss. Ella viveva in un maestoso castello di cristallo che le fate del Monte Rosa avevano edificato per lei, una gigantesca dimora che alla luce del sole, riflettendola, appariva come una lontana, fredda stella. Il palazzo era stato costruito in un fitto bosco di conifere, animato da un incantesimo. Qualora qualcuno si fosse avvicinato troppo alla dimora, gli alberi si sarebbero avvinghiati, celando il castello dietro un muro di legno e foglie. La regina Edelweiss era la suprema guardiana di quel luogo e allo stesso tempo era il luogo stesso. Ne era l'essenza, ne rappresentava la magia e ne alimentava la vita. Immortale ed effimero anelito per ogni creatura vivente della Valle del Lys. Ella aveva il potere di parlare con gli alberi e di discutere con gli animali, al punto da essere in grado di assumerne le forme, mutando le proprie fattezze in quelle di un daino o di una betulla, cosicché le fosse possibile, talvolta, scendere più a valle per osservare quel regno umano, tanto vicino quanto sconosciuto e inaccessibile. Eppure, ogni creatura nella quale la regina soleva trasformarsi aveva una particolarità singolare. Il manto o le piume era sempre bianco, bianco come la pallida argentea luminescenza della luna piena. Si narra che la regina visse nella sua solitaria dimora per molti secoli, lontana dagli sguardi e lontana dall'amore. Un giorno, tuttavia, qualcosa cambiò irrimediabilmente. Gli inverni si fecero più miti e le stagioni estive, stranamente lunghe e prepotenti, costringevano il sole ad attardarsi di più sulla vallata. Ma il cambiamento climatico aveva portato con sé altri e inattesi cambiamenti, scongelando e disvelando antichi transiti sul Monte Rosa, passaggi, valichi che, era solo una questione di tempo, sarebbero stati individuati da alcune popolazioni provenienti da nord, i Valser. Di origine germanica, i Valser erano uomini coraggiosi, abituati al freddo e alla fatica, che già nel Medioevo si erano stanziati intorno al Monte Rosa, montagna che nel corso dei secoli non abbandoneranno mai. Informata da fate e gnomi, la regina Edelweiss scatenò sugli invasori del suo reame le forze della natura, rovesciando fulmini e tempeste, provocando frane e slavine, deviando torrenti e allagando i sentieri. Ma più la sua furia veniva scagliata su questi uomini, più i Valser sembravano avanzare, spinti da una forza misteriosa che spingeva loro a conquistare la montagna. Un giorno, assumendo le sembianze di una civetta, la regina si recò all'accampamento dei Valser per spiarli di nascosto. Si accorse che anche questi uomini avevano un proprio re, un ragazzo alto e robusto che veniva chiamato Louis. Louis aveva un sogno, trovare la strada che avrebbe condotto se stesso e i propri uomini a sud nel fondovalle. Edelweiss trascorse diversi giorni a osservarlo, la barba folta, le braccia possenti, le sagge parole e il cuore di un leone. Sapeva che un uomo del genere avrebbe prima o poi trovato la strada verso il suo reame. Aveva sentito, infatti, che la più grande passione di lui era la caccia e che da quando era bambino desiderava più di ogni altra cosa catturare uno stambecco bianco. Si mosse di notte, assunse le sembianze di quella rara bestia, palesandosi davanti alla sua finestra e insinuandosi nei suoi sogni, al punto da divenire un'ossessione. Una sera, al tramonto, Edelweiss giocava con lui, svelandosi tra gli alberi, apparendogli dietro una roccia. Poi iniziò a correre verso la cima della montagna, saltando gli strapiombi e muovendosi agilmente tra le pareti scoscese.
fino al limite delle nevi, laddove la luce lunare non basta a colorare la notte e il ghiaccio si fa nemico fatale. Lui seguì lo stambecco e quando fu sicuro di afferrarlo fece un balzo, ma ecco che sotto di lui si aprì un crepaccio e lì vi capitolò sordamente. La neve gli bloccava le gambe, intorpidite e lacere, ma nel baratro nero ancora filtrava una pallida luce. Erano gli occhi dello stambecco. Nel momento in cui i loro sguardi si incrociarono, lo stambecco si dissolse nell'aria, lasciando a sparuti getti di neve il compito di ricostruire le sinuose forme di Edelweiss. La regina si presentò, probabilmente gli prese la mano e gli raccontò la sua storia e il motivo per cui aveva dovuto tendergli una simile trappola. Lui, capendo le motivazioni e rimanendo stregato dalla candida bellezza della regina, implorò una morte veloce, una morte giusta, ma la regina, in qualche modo innamorandosi anch'ella di quest'uomo, decise di proporgli un accordo. Se si fosse lasciato trasformare in stambecco, per vivere eternamente al suo fianco avrebbe avuto salva la vita. Ma lui ancora una volta scelse il suo popolo e Edelweiss a malincuore dovette ricondurlo al suo villaggio. Si risvegliò nel suo letto. Le sue ferite erano state curate, ma l'amore che si era insinuato in lui era come un sordido veleno. Uscì di corsa da casa e salì la montagna attraversando il torrente e il bosco, raggiungendo così il castello di Edelweiss. La natura sembrava accoglierlo. La leggenda vuole che qui vi avrebbe incontrato la regina ancora una volta e che lei, per poter stare con lui, avrebbe rinunciato alla sua immortalità. Da quel giorno in cui lui inseguì per l'ultima volta la sua regina, il castello sarebbe diventato visibile a tutti. A sua immagine, nello stesso punto in cui sorgeva quella dimora di cristallo, sarebbe stato eretto il meraviglioso gioiello di Gressoney, Castel Savoia.